un ulteriore importante momento di integrazione e di collaborazione tra il governo regionale e il sistema universitario siciliano, che cade per gli effetti della pandemia in corso, ma che conferma un rapporto di cooperazione che è organico e che è sistemico, visto l'impegno del governo a favore del capitale umano universitario, sia in termini di rafforzamento del diritto allo studio che di erogazione delle borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione, per i dottorati di ricerca e per la internazionalizzazione degli studi. L'accordo quadro che è stato siglato tra Regione, Assessorato alla Salute e Università degli Studi per la immissione in servizio degli assistenti in formazione del quarto e quinto anno vede oggi sicuramente raggiungere un traguardo prestigioso. Un concorso unico di anestesisti rianimatori porterà da 150 a 180 assistenti in formazione in servizio in maniera strutturata e organizzata dentro le aziende che in questo momento presentano delle gravi carenze in questo settore specialistico. Il concorso prevede l'assunzione degli specialisti, ovviamente, preliminarmente, e quando la graduatoria sarà esaurita gli assistenti di formazione di quarto e quinto anno potranno dare il loro contributo a sostenere i nuovi posti letto di terapia intensiva e a sostenere il sistema sanitario regionale. Oggi ci siamo riuniti qui a Palermo per discutere della questione lavorativa in ambito sanitario in merito all'emergenza Covid e non solo, per una prospettiva futura. Ci è stato concesso a noi specializzanti di sederci al tavolo con i maggiori rappresentanti della sanità siciliana e con il presidente Musumeci, il quale appunto ci ha proposto la possibilità di accedere a dei concorsi a tempo indeterminato a partire dal quarto anno della scuola di specializzazione, con lo scopo di incentivare noi specializzanti, studenti all'interno appunto delle scuole siciliane, di avere una prospettiva futura qui in Sicilia per noi.